principio del non poteva non sapere è giuridicamente sostenibile? Ma no, Assolutamente no. assolutamente no, non poteva non sapere, significa che cioè, bisogna vedere la valutazione di fatto, ma poi dipende se tu sai, bisogna vedere che posizione occupi perché questo tuo non potevi non sapere e ti ha portato a un certo contributo insomma, che causava l'evento. Non lo so, questa è una stupidaggine, però perché in realtà è stato detto, ma così si dice anche spesse volte per inciso, diceva Bordino non poteva non sapere perché tu sai, tu sei un titolare, come fa? Cioè hai un'argomentazione logica, cioè non è un principio di diritto, potevo non sapere, può significare niente e può significare qualcosa, insomma, ma io non mi può stare a passo. Ho capito, cioè, ho capito benissimo. Cioè, noi non andremo a dire che io non potevo non sapere, no, noi potremmo dire una motivazione, eventualmente tu venivi portato a conoscenza di quello che succedeva, non è che tu potevi non sapere perché io ero un capo, perché pure un capo potrebbe non sapere, o no? Cioè è sempre una valutazione infatti, tu non potevi non sapere perché Tizio e Sembroni hanno detto che ti hanno riferito, insomma, e allora è un po' diverso, insomma. certo. Coglione.